Dopo il via libera ufficiale della Corte d'Appello di Venezia, ora Fabio Bui punta subito a recuperare il tempo perso. È stata infatti giudicata regolare la documentazione dei Popolari per il Veneto, che riapre così la corsa alla presidenza della regione per l'ex presidente della provincia di Padova. Non avevamo dubbi. Il vizio era talmente inconsistente che peraltro penalizzava il sottoscritto e quindi non capivamo perché quell'integrazione che avevamo prodotto il giorno stesso ci obbligasse a dover ancora attendere giorni prima di essere accolto. Siamo partiti con la campagna elettorale e oggi corriamo per il Veneto a dire chi sono i popolari, cosa vogliono fare concretamente. Un partito veneto che vuol parlare ai veneti fuori dagli schieramenti nazionali, che vuole solo dare riferimento per i nostri veneti. Bui parla di una vittoria della democrazia e rilancia. Ora la priorità è recuperare ogni giorno e ogni incontro perso per raccontare la sua idea di Veneto. Parleremo di infrastrutture, parleremo di scuola, parleremo di sanità, come vogliamo ridurre le liste d'attesa, come vogliamo dare dignità alla sanità del Veneto, soprattutto anche alla medicina di base, che poi è il primo front office dei cittadini. Come vogliamo pensare il sociale nel Veneto, che non sono solo apriamo più case di riposo, no. Il sociale è altro che le case di riposo, il sociale è quello che riguarda i giovani, quello che riguarda anche gli anziani, non le case di riposo, come sento dire in questo periodo. Ecco, parleremo di noi, parleremo sostanzialmente di noi.